Castelfranco Veneto nel Trevigiano, ogni volta che il cielo si scurisce si teme il peggio. Due violente ondate di maltempo ravvicinate a poco tempo di distanza una dall'altra, dunque, nella tarda primavera e a giugno, hanno letteralmente messo in ginocchio soprattutto il centro storico della splendida città murata veneta, che soffre spesso per l'esondazione dell'Avenale, il fiume che attraversa longitudinalmente la città. A bocce ferme torna sul tema delicato per la sua città il sindaco. A bocce ferme dico che stiamo lavorando con i consorzi di bacino, con i geni civili, con la Regione per far sì che si possano individuare delle soluzioni, delle strategie che diano serenità alla comunità, perché oggi quando si vede una nuvola all'orizzonte sale l'ansia ed è comprensibile perché il cambiamento climatico dà quei risultati purtroppo catastrofici che abbiamo patito sia a giugno che a maggio e vi è bisogno che ci sia un lavoro sinergico per appunto far sì che i cittadini acquisiscano ancora quella consapevolezza di poter essere in qualche modo messi al sicuro laddove succedessero eventi come quelli che ci hanno visto sia a maggio che a giugno. Non è semplice perché bisogna lavorare con tanti attori, mettere assieme le competenze, trovare le risorse, però ho visto un insieme di attori, mi ripeto, che ha la volontà di centrarlo questo obiettivo e stiamo lavorando assieme. Siete riusciti a quantificare i danni? Una stima di massima è sui 40 milioni tra patrimonio pubblico e privato che abbiamo stimato in questo momento. Quando raccoglieremo le singole richieste, io spero che ci diano l'ok a breve per farlo, potremo essere più puntuali, ma non sarà molto distante da quella cifra. Ma da che cosa bisogna partire per mettere in sicurezza proprio sostanzialmente anche il centro cittadino, no? Bisogna partire da una revisione del protocollo della gestione delle acque che è datato 2007, che oggi serve essere revisionato. Per farlo bisogna che siano coinvolti tutti gli attori e tutti quei comuni che si vedono insomma, in qualche modo interessati dal snodo idraulico di Castelfranco Veneto, che non è esclusivamente Muson Avenale, ma può essere in qualche modo interessato anche il Marzenego piuttosto che il Dese. Certo che in quei territori lì qualche opera è stata fatta, qualcuno la devono fare ancora e quindi lavorare assieme dovrebbe essere la strada giusta per far sì che non vada sotto Castelfranco Veneto e non vadano sotto gli altri territori.